Cotelli Fulvio, presidente della cooperativa San Pietro, carni biologiche della Val di Vara, e la cooperativa macella, diciamo, tutti gli animali dell'Alta Val di Vara, e comunque è strutturata con 90 soci che, diciamo, gli allevamenti più significativi sono tutti i soci della cooperativa, e il concetto è che è un allevamento situato in mezzo alla nostra valle, dove noi riusciamo a avere nei nostri dintorni, fare un servizio a tutti i nostri allevatori. E tutto quello che producono i nostri allevatori negli ultimi anni viene conferito a questo macello qua, bensì che facciamo dei numeri circa, diciamo, arriviamo a macellare 800-900 capi all'anno, che, diciamo, per la Val di Vara, per il piccolo entroterra, sono numeri significativi.